Nel merito, io sono assolutamente conscio che siamo in minoranza a dire il Veneto dovrebbe rimanere, deve ed è una parte integrante dello Stato italiano. Ma nulla vieta che, se fosse assolutamente legittimo il percorso, che si vada a votare per chiedere con i cittadini veneti, e non noi 60 consiglieri, ma che siano i cittadini veneti a decidere se è giusto stare in Italia oppure se avere l'indipendenza. Bene, io credo che l'assist migliore non me lo poteva offrire il consigliere Marotta, perché effettivamente lui ha toccato il cuore della questione e quindi gli do atto di essere entrato dalla parte giusta del problema. Purtroppo non ne ha visto l'orizzonte, io cercherò di aiutarti a vedere umilmente l'orizzonte. Hai parlato di legittimità, hai detto se è legittimo io lo voto. Io cercherò di dimostrarti in 2 minuti, e non è mia scienza, ma è una opinione tra i giuristi più accreditati nella materia, e preciso, direttore, nella materia. Quando parliamo nella materia intendiamo non soltanto il diritto positivo come prima espressione di natura giuridica, ma il diritto costituzionale e poi il diritto internazionale. Quando Marotta parla di legittimità ha ragione, ma io vorrei chiedergli, ma mi dici dopo, la legittimità di cui tu hai fatto accenno e di cui dimostri di voler dare, alla quale dimostri di voler dare osservanza, e ti capisco, è una legittimità parziale. Tu fai riferimento al diritto costituzionale italiano, quindi un orizzonte limitato, ignorando il fatto che dal diritto costituzionale italiano, dall'articolo 10 della Costituzione, non solo l'articolo 5, si fa un rinvio esplicito, chiaro al diritto internazionale. Quindi, quando tu mi parli di legittimità o illegittimità del referendum, intanto ti do atto che hai usato la parola corretta, perché qualcuno a volte usa a sproposito, dice di illegalità, che è una cosa diversa. Bravissimo, vedi che sei già sulla strada buona, hai i mattoni per costruire la casa dell'indipendenza assieme a me. Quindi si parla di illegittimità o legittimità, non di legalità o illegalità, e non è una distinzione da Legulei. Hai detto bene, quindi sei sulla strada giusta. Se vediamo la legittimità nel suo quadro complessivo, al quale rinvia la Costituzione italiana, perché, ripeto, l'articolo 10 della Costituzione italiana dice che l'ordinamento italiano, non l'Italia, prima osservazione, ma l'ordinamento vuol dire tutti i poteri, l'esecutivo, il giudiziario e soprattutto il legislativo, si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Questa testualmente è la frase. Allora, un grande giurista, ma basta che vai a vederti un qualsiasi testo di diritto internazionale, ti cito il Conforti, che è quello che usano gli studenti all'Università di Padova, la nostra più grande e prestigiosa università, dice innanzitutto, attenzione, quando dice che l'ordinamento italiano si conforma alle norme, usa un verbo, si conforma, che non lascia dubbi. Conformarsi vuol dire accettare così com'è, non con la riserva di un approfondimento, di una valutazione di eventuale compatibilità o incompatibilità o di altri profili, perché è un diritto superiore e quindi si conforma, o lo accetta così com'è, il diritto internazionale, o lo rifiuta. Si può anche rifiutare. Kim Il-sung della Corea rifiuta il diritto internazionale. Vuoi che l'Italia, la tua Italia, non quella dei valori, quell'altra, entri a far parte di quel consesso di disperati nel mondo, emarginati da tutti, contrari al diritto internazionale? Puoi farlo, anche questo è un tuo diritto, ma io non ci voglio stare. Allora, quando parli di legittimità internazionale, di legittimità, devi fare una valutazione complessiva. Infatti, qualcuno degli cosiddetti, degli esperti che ha fatto parte della commissione, ha fatto notare che ci sono profili di diritto internazionale che nessuno ha sviscerato, li ha toccati en passant, ma non approfondito, e bisogna chiedere a un internazionalista. Allora, se è vero, come è vero, che l'articolo 10 dice quello che ho detto, che l'ordinamento italiano si conforma, quindi recepisce come tale norme di diritto internazionale, qual è il diritto internazionale? Qualcuno, vedo, cita Carta di Algeri, quella di Helsinki, tutti atti di natura politica. Sbagliano, ci sono atti di natura giuridica prima di quelli, e tra tutti il principe degli atti è la Carta dell'ONU, cui l'Italia ha aderito soltanto nel 1955, rendendola esecutiva 2 anni dopo, nel 1957, e l'ha recepita così com'è.
E la Carta dell'ONU cosa dice? All'articolo 1,2 e all'articolo 50 riconosce il diritto all'autodeterminazione dei popoli, problema che un tempo si riferiva solo ai popoli colonizzati, oggi in modo pacifico, la conferma ce l'hai e poi mi fermo, dalla Corte internazionale di giustizia nel caso Kosovo, che interessa solo per il punto di diritto, in questo caso, dice che si riferisce a tutti i popoli che ne hanno una storia e un diritto. Se hai il coraggio di dirmi che il Veneto non è una storia, io veramente sfodero il mio, la mia spada e veramente ti porto a conflitto fisico. È la battuta per la simpatia della certo, dialettica no, con te. Io